Ben ritrovati questa ultima giornata di MacFruit, sempre in diretta, siamo qua nel padiglione, nello stand che ci ospita C Agricoltori Italiani. Continuiamo a parlare di frutta, ci sarà un'affluenza molto importante in queste due giornate, appunto questa la terza e ultima e anche l'ultimo appuntamento della giornata nostra per questa diretta. Bene, iniziamo subito questa mattinata parlando con il presidente di Apofruit, una cooperativa nota un po' su tutto il territorio nazionale, Mirko Zanotti che è qua con noi. Buongiorno Zanotti. Buongiorno, ciao. Allora, giornate intense su queste di MacFruit, un'affluenza interessante. Qual è la percezione che voi avete avuto da queste prime due giornate? Questa appunto a luglio è quella conclusiva, ma ancora c'è molto fermento. Sì, sono state 2 giornate molto intense che hanno superato bene la prova della nuova collocazione temporale di MacFruit, perché rispetto agli anni scorsi, insomma, è stata anticipata di un po', di una quindicina di giorni. E sono andate molto bene, molto intense, c'è stata una buona affluenza di pubblico, superiore a quelle degli anni scorsi, quindi siamo molto contenti di queste prime 2 giornate. Adesso oggi affrontiamo l'ultima che vedo che insomma c'è una buonissima affluenza di pubblico. Zanotti, Apofruit è una cooperativa insomma radicata molto sul territorio, ma direi territorio nazionale, in quanto partendo comunque dalla Romagna ha stabilimenti e associati un po' in tutta la penisola e tocca un po' tutte quelle che sono le produzioni ortofrutticole. Vogliamo ricordare un po' quali sono gli stabilimenti e i punti di riferimento nazionali? Certo, Apofruit Italia ha la sede principale qui in Romagna, a Cesena, però ha soci praticamente in quasi tutte le regioni, 2500 soci. Abbiamo 12 stabilimenti principali in cui si effettuano tutte le fasi dal conferimento alla stoccaggio alla lavorazione, più altri 12 che sono solo dei punti di riferimento dei soci per il conferimento, si fa stoccaggio e non si fa lavorazione. Praticamente ci occupiamo di ortofrutta e con soci dal Veneto fino alla Sicilia. Attualmente stiamo affrontando una campagna importante delle fragole e degli asparagi, che sono i due prodotti, diciamo così, primaverili che aprono la campagna di raccolta del 2026. Ecco, fragole e sparagi che sono proprio frutto di stagione. Riguardi invece a quella che è una nata agraria che è appena iniziata, si può dire, per quel che riguarda l'ortofrutta, avete già una percezione di come potrà essere l'annata in base ai vostri, diciamo, sensori che avete a livello territoriale? Mi riferisco ovviamente alla struttura tecnica che è in grado di dare queste valutazioni, quantomeno in questa prima fase diciamo, della stagione. Sì, questa nuova collocazione temporale del MacFruit ci pone un po' più in difficoltà nell'avere in questo momento dei dati, dei preventivi di produzione che stiamo approntando proprio in questi giorni. Possiamo dire che generalmente sembra che la produzione sia buona, fatto salvo, diciamo così, alcuni episodi, anche in questi giorni che sono capitati purtroppo di grandinate, e qui in Romagna la nevicata del 26 di marzo, che su alcuni prodotti, specie sulle albicocche, diciamo così, può lasciare, diciamo così, una ripercussione sulla qualità delle produzioni. In generale, al momento si prospetta una campagna, diciamo, buona dal punto di vista quantitativi. Il kiwi, che è ad esempio un nostro prodotto principale, ancora insomma deve fiorire, quindi al momento però, diciamo così, il discorso del germogliamento e del prepararsi alla fioritura fa delineare insomma una campagna buona. Ecco, proprio nei giorni in cui c'è la manifestazione MacFruit, sono un po' a macchia di leopardo, ci sono stati eventi calamitosi, grandinate un po' in Emilia-Romagna, ma anche nel sud, e questo può eventualmente condizionare quelli che sono i volumi previsti di raccolta. Condiziona sicuramente i volumi e il nostro approccio al mercato, perché la nostra presenza su diversi areali, diciamo che ci permette di anticipare, ad esempio con la Puglia, l'entrata sul mercato con le drupacee. Non sono ambienti che sono territori fra di loro competitivi, ma sono complementari. Problemi ce ne danno, e purtroppo considerazione che siamo solo ad inizio campagna, cioè siamo solo ad aprile e già si manifestano insomma questi eventi che magari 30 anni fa accadevano solo nelle giornate calde estive di luglio e di agosto.
mentre adesso insomma iniziano molto presto, anche in momenti giornalieri come è successo a fine marzo, di notte, alle 3 di notte, 4 di notte, grandina, cose che 30 anni fa non ti saresti mai Non aspettato. I succedeva. cambiamenti climatici però sono questo, diciamo, quindi ci stanno accompagnando giornalmente, insomma, negli ultimi anni in approcci diversi rispetto alla produzione perché notiamo una maggior difficoltà nel avere rese produttive a ettaro che diano sostenibilità, diciamo così, alle coltivazioni. Dall'altra parte abbiamo avuto, è vero, un aumento medio del valore chilo del prodotto, però questo deve essere accompagnato anche da una resa ettaro di un certo tipo perché il prezzo dell'ortofrutta non può salire tantissimo perché dopo altrimenti i consumi, abbiamo già visto, fatto esperienze del genere, ad esempio nelle pere, i consumi si fermano. Quando c'è un prezzo diciamo, alla vendita troppo elevato, Esatto, insomma. esattamente. Poi dopo il consumatore, anche in questi momenti qua un po' difficili, fa scelte diverse rispetto ad altri prodotti che sono disponibili sul Quindi mercato. occorre mantenere un equilibrio Occorre mantenere sostanzialmente. l'equilibrio e quindi appunto per questo, a parte il prezzo, le rese ettaro sono l'altro elemento importante che deve, diciamo così, concorrere alla formazione della sostenibilità delle produzioni. Su questo ci stiamo guardando anche nelle scelte di nuove varietà che devono essere buone da mangiare, si devono conservare, ma soprattutto devono avere determinate rese ettaro. Qual è il supporto tecnico, in termini anche in campo, ma anche in termini generali verso i vostri associati? Mi riferisco, so, a strutture che proteggono la frutta, impianti moderni, indicazioni che riguardano anche nuove cultivar. Avete un ufficio tecnico che dà questo tipo di servizio? Beh, noi siamo dotati di un ufficio tecnico di riferimento in ogni territorio per i soci, quindi ogni socio ha un tecnico di riferimento in qualsiasi area sia. I nostri tecnici, oltre a dare indicazioni per quanto riguarda la difesa, sia per quanto riguarda l'ottica integrata, sia per quanto riguarda il bio, sono diciamo così, offrono indicazioni ai produttori di quelle che sono tutte le opportunità per quanto riguarda sia l'innovazione varietale, ma sia anche la protezione delle colture e gli strumenti che abbiamo a disposizione per contribuire, diciamo così, alle spese di questi investimenti. Infatti noi dedichiamo il 50% delle risorse dei programmi operativi OCM direttamente alle aziende agricole per gli investimenti che fanno in campagna. Quindi vuol dire protezione delle colture sia per la grandine che per come l'antibrina, e sia per il materiale vegetale e per tutte quelle spese che fanno appunto per l'ammodernamento. Quindi accompagniamo i nostri soci non solo con i programmi operativi, ma anche con tutte quelle risorse che nelle diverse regioni sono disponibili, ad esempio con i PSR. Attraverso il piano di sviluppo rurale. Esatto. Ecco, Presidente, avete qualche progetto relativamente ad una coltura particolare che volete sviluppare? Abbiamo parlato di kiwi o di altre referenze. C'è qualcosa sulla quale state lavorando perché avete un interesse particolare e c'è anche attenzione da parte sia dei produttori che dei Certo. consumatori? No, abbiamo diversi progetti per i nostri soci che si adattano a diversi areali. Ad esempio abbiamo lanciato un progetto per i piccoli frutti, in particolare i mirtilli per l'areale della Sicilia e della Calabria. Abbiamo praticamente sul kiwi un progetto importante che è quello del kiwi dulcis, un kiwi nuovo, un kiwi italiano nella ricerca nel nostro ambito ortofrutticolo, avere delle novità vegetali italiane non è frequente. Questo è un kiwi italiano, un kiwi che praticamente sviluppiamo noi e altre due importanti realtà, diciamo, con sede qui in Emilia-Romagna. È un progetto questo che si adatta a tutte le areali, dal Veneto alla Calabria, che sono le areali dove si coltiva il kiwi. Poi abbiamo progetti sulle mele, ad esempio la mela Candine, che è una mela nuova, succosa, una mela fra parentesi green, in quanto per la gestione agronomica è meno soggetta a determinate avversità. E poi stiamo approcciando anche novità su un comparto importante per la Romagna, che sono le pesche nettarine, per, diciamo così, ritornare a far investire le aziende di questo territorio su questo prodotto che ha vissuto problematiche per quanto riguarda 10 anni fa il discorso della redditività e anche per quanto riguarda alcune malattie endemiche tipo
la sciarca, che hanno colpito soprattutto questo territorio e che quindi queste nuove varietà le rendono, diciamo così, coltivabili anche in presenza di questa problematica. Quindi c'è un rinnovato interesse verso questa coltura che era andato via via scemando per problemi di natura fitopatologica e anche per problemi di mercato, insomma, perché poi Esatto, dopo anni fa esatto. c'è stato un po' un Sì, calo vertiginoso. perché c'era un problema di redditività, perché c'era una produzione abbondante in ambito europeo e quindi il prezzo era sceso in modo importante. Ora, con la diminuzione delle superfici sia in Italia che anche in paesi importanti come la Spagna, il discorso della offerta e della domanda si è riequilibrato. Negli ultimi 5 anni pesche nettarine hanno dato sicuramente la possibilità di aprire ragionamenti nuovi di sostenibilità economica della coltura. Abbiamo però, non possiamo eliminare altre problematiche, come detto prima, come la sciarca, perché questa c'è, è endemica nel nostro territorio e quindi lo sviluppo di nuove tipologie, nuove varietà e l'andamento di mercato sicuramente interessante, speriamo destino maggiore interesse nel nostro territorio, che una volta era la California, diciamo così, italiana per quanto riguarda queste produzioni, lo ritorni ad essere. Speriamo che lo ritorni veramente ad essere. Bene, grazie al presidente di Apofruit Mirko Zanotti e noi ci fermiamo qualche minuto, riprendiamo la nostra diretta tra un po'.
3 giorni dove si è parlato di ortofrutta a 360 gradi, Macfrut di Rimini, la 43esima edizione, come sempre è stata un successo, tante persone, tanti visitatori, tanti stranieri dove sono stati accolti. Tre giorni dove si è parlato di ortofrutta a 360 gradi. Macfrut, la 43esima edizione, è partita con tanti espositori e tanti frutta. Macfrut di Rimini, la 43esima edizione, è stata anche quest'anno molto visitata, molti partecipanti, molti espositori provenienti anche da tutte le parti del mondo. Parleremo di questo, ci occuperemo anche di vino, ancora una coda di quello che c'è stato Vinitaly, quindi parleremo sia di frutta ma anche di vino e di quello che sta avvenendo nel mercato internazionale. La 43esima edizione è stata anche questa, la 43esima edizione è stata 3 giorni. Giorni dove si è parlato di ortofrutta. Macfrut di Rimini, la 43esima edizione, è stata anche quest'anno molto Di nuovo in diretta e parliamo di piante medicinali, piante officinali, una produzione che è in espansione negli ultimi anni e ce lo racconta Andrea Primavera, che è presidente della Federazione Italiana Piante Officinali. Allora, buongiorno Primavera, ho detto così anticipando che questo comparto è un comparto che è in crescita. Allora, innanzitutto cerchiamo di dare un po' la consistenza di questo comparto, di questo che diciamo, vostra è un'associazione che raggruppa quanti produttori? Noi raggruppiamo circa 200 imprese, fra produttori, cooperative, eccetera,
500 aziende nel complesso. Siamo un'organizzazione che è da 30 anni all'interno di questo mondo e raccoglie appunto gli interessi proprio della fase primaria, quindi produttori, agricoltori, legati proprio al mondo dell'agricoltura e della raccolta anche in qualche E caso. anche trasformatori? Abbiamo sempre una filiera in cui c'è integrazione fra la fase primaria e la prima trasformazione, quindi essiccazione e distillazione, che è proprio sono le prime fasi per poi accedere al mercato. Abbiamo anche però molte aziende a filiera corta, cioè l'azienda che fa anche il prodotto fino al prodotto finito destinato al consumatore finale, quindi rappresentiamo un po' tutta la Certo. gamma. In termini di, diciamo, volumi che esprime come fatturato, è un fatturato in crescita, quindi ci sono più aziende che allargano questa loro coltivazione perché comunque c'è una richiesta del mercato? Allora, noi bisogna che partiamo un po' da una visione anche un po' globale, perché il nostro è un settore che è sempre stato globalizzato, no? Le spezie si sa vengono da tutto il mondo, ma anche noi poi le mandiamo in tutto il mondo. A livello mondiale i consumi sono in espansione perché diciamo che noi siamo abituati un po' a pensare alle piante officinali legate al benessere e salute, ma in realtà ci sono tantissimi impieghi nuovi. C'è il settore del food, degli aromi, c'è il settore anche dei prodotti per la difesa da insetti e malattie, no? Vediamo qui le biosolution, insomma Esatto. sono molto spesso basate su derivati botanici, per Quindi definirli. estratti da queste piante che hanno Esattamente, queste proprietà, insomma. esattamente. C'è una riscoperta del naturale, c'è anche un fatto demografico, cioè che i grandi utilizzatori di piante, Cina e India, crescono, diciamo, demograficamente e quindi si espande l'uso. Perché un cambiamento epocale? È dovuto al fatto che la catena di approvvigionamento tradizionale è basata sulla raccolta spontanea. Quindi da una parte un settore industriale che cresce, dopo darò qualche numero, alcuni numeri basati un po' sui dati ufficiali, dall'altra un sistema un po' arcaico di approvvigionamento. Quindi c'è una tensione sul mercato perché non si trova la materia prima, i prezzi, no, in questi casi vanno su e giù e non è bene per nessuno, si aprono delle opportunità per la coltivazione. Secondo me è un settore che va esplorato, va soprattutto promosso da parte anche da chi governa il mondo dell'agricoltura, che si concentra spesso sulle filiere tradizionali, non vede quello che è l'innovazione. L'Italia è un paese che attualmente il mercato complessivo delle piante medicinali e derivati, oli essenziali, insomma, queste materie prime di prima trasformazione agricola, vale circa 1 miliardo e 400 milioni fra importazione e esportazione. Siamo al quarto posto in Europa come volume del mercato. La nostra produzione è insufficiente alla domanda interna perché noi produciamo non più del 30% del Quindi siamo nostro fabbisogno. importatori. Siamo importatori per la gran parte delle materie prime, siamo esportatori per esempio per gli oli essenziali. Gli oli essenziali siamo leader insieme ai francesi per esportazione degli oli essenziali, soprattutto di origine agrumaria, perché chiaramente abbiamo una grande tradizione agrumicola. E quindi ecco, è un settore poco conosciuto, ma con grandissime potenzialità. Ma una curiosità, quando parliamo di piante officinali e piante medicinali, stiamo dicendo la stessa cosa o sono due cose Allora, diverse? No, per avere anche un po'... noi abbiamo una parola che appunto è piante officinali, che definisce una categoria molto ampia di prodotti. Noi abbiamo lavorato adesso sui dati dell'ITC, l'International Trade Center, che è un'agenzia dell'ONU che ha pubblicato dei database sul commercio internazionale anche delle nostre categorie, e stiamo lavorando su 8 categorie diverse, perché noi abbiamo una categoria che è le piante medicinali, poi abbiamo le spezie, che sono diverse che sottocategorie, abbiamo gli oli essenziali e abbiamo anche alcuni estratti che sono legati proprio alla produzione primaria. Il termine piante officinali, che esiste solo in italiano, raggruppa tutte queste entità. Queste sottocategorie Sì, le che è chiamano bellissima così. perché dopo gli altri paesi hanno medicinal plants, aromatic plants, loro le distinguono. Anche la nostra legge, che è una legge che ha aggiornato il settore nel 2018, le definisce come un gruppo molto eterogeneo di piante
che hanno la caratteristica di essere vettori di sostanze attive. Attive dove? Attive biologicamente, fisiologicamente, organoletticamente, quindi con una grandissima versatilità di impiego nei vari campi, quindi dall'alimentare al farmaceutico e anche al settore agricolo. Quali sono le essenze più coltivate in Italia? Allora, parlando appunto di numeri, sicuramente parliamo di una superficie stimata intorno ai 20.000 ettari, in cui domina in assoluto il coriandolo. Il coriandolo che è una coltura che noi non facciamo per il consumo, ma la facciamo come sementiero. E siamo grandi esportatori di questa categoria verso quei paesi che utilizzano il coriandolo soprattutto per la cucina da Per la fresco. cucina, certo. Poi abbiamo un'altra essenza che ci caratterizza molto, che è il bergamotto, che ovviamente è un agrume, però anche questo è una pianta officinale, Rientra in questa grande categoria. entra in questa grande categoria. E poi abbiamo in realtà tantissime diverse, abbiamo più di 140 specie coltivate, grazie anche ai nostri ambienti che vanno dalle Alpi fino a Lampedusa, dove possiamo riscontrare tantissime condizioni ambientali, quindi abbiamo una grandissima potenzialità. Quali sono le colture, le essenze che sono più idonee alla meccanizzazione? In generale c'è una grande manualità, però ce ne sono alcune che possono essere meccanizzate. Noi possiamo distinguere due modelli di impresa. C'è delle imprese che lavorano fondamentalmente in un sistema di tipo intensivo, quindi con largo uso di meccanizzazione, che consente anche di abbattere i costi in un mercato che è globalizzato, no? La camomilla, la menta piperita, la passiflora, ce ne sono tantissime. Poi abbiamo invece delle piante invece che sono più idonee a una lavorazione manuale, lo zafferano primo fra tutti, Sì. no? Noi siamo, tra l'altro noi importiamo diverse tonnellate di zafferano, perché lo zafferano è una pianta molto utilizzata nel contesto liquoristico, quindi è soprattutto una pianta per dare colore ad alcuni tipi di bevande. Certo. Però noi produciamo uno zafferano di alta qualità, ad esempio quello della Sardegna o anche di San Gimignano in Toscana o di Navelli all'Aquila, che va soprattutto nel circuito del gourmet, dell'oreca, dell'alta cucina. Le faccio forse una domanda che per lei è scontata, è una cosa che non conosco. La liquirizia, come si è una pianta officinale? È una pianta officinale, è una delle piante importanti, diciamo, avrei detto la terza specie più importante come superficie, e non è, diciamo, la coltivazione della liquirizia è molto peculiare, perché in realtà è una pianta infestante di alcuni tipi di terreni nel sud Italia. La zona, diciamo, in cui esiste tra l'altro anche una DOP, Ligurizia Sì. Calabria, nella zona fra il Cosentino e il Catanzarese, è una pianta subspontanea, cioè cresce in alcuni campi detti liquirizieti, che periodicamente però vengono rinnovati, raccogliendo le radici. Per un paio d'anni possono essere coltivati a grano, a orzo e altre cose, e poi ritornano a essere liquirizieti. Quindi molto particolare. Ecco. Tornando al coriandolo, ricordo che il fiore di coriandolo è molto apprezzato dalle api e si produce un miele di coriandolo che è veramente buono, è una cosa che tra l'altro pochi conoscono perché si trova anche difficilmente come Sì. miele. Però Diciamo che le piante officinali hanno, intanto se noi la prendiamo lavanda che è una la lavanda, classica. hanno un'ottima affinità con la produzione del miele in moltissimi casi. Spesso noi troviamo i coltivatori che, diciamo così, in accordo con gli apicoltori, trovano per poter sfruttare proprio questi campi per la produzione del miele. Tra l'altro c'è da dire che le piante officinali in Italia non sono tutte certificate biologiche, ma lo sono di fatto, perché non c'è quasi possibilità di impiegare sostanze chimiche, non sono registrate, sono non assolutamente naturali, e insomma. quindi tra l'altro un'altra cosa che veramente è orgoglio per noi produttori di piante officinali, le materie prime da piante officinali sono le più controllate che ci siano sul mercato alimentare, perché per tradizione quasi il 90% dei lotti che entrano al mercato vengono analizzate
per almeno una decina di parametri per la sicurezza. Quindi insomma c'è un controllo molto Molto serrato serrato. sulle piante officinali. Noi soffriamo molto la presenza di agricoltura intensiva perché le contaminazioni per noi possono diventare un problema. È una guerra un po' di tutti i giorni su le problematiche di contaminazione che vediamo nelle zone intensive. Quindi sono presidi anche di biodiversità i campi delle officinali. Assolutamente. Io posso dire che se noi prendiamo i famosi 8 obiettivi del Green Deal, su almeno 4 le piante di officinali ci entrano, perché sulla famosa chimica, diciamo, di sostituzione della chimica sintetica, le piante c'entrano, la biodiversità c'entrano, nella filiera, il concetto di filiera farm to fork è un approccio su cui stiamo lavorando, quindi sono veramente un prodotto agricolo insolito, poco conosciuto, ma che va tutelato, va promosso perché apre molte porte anche a un'agricoltura che cerca sempre delle alternative. Rispetto invece alle nazioni europee, come si colloca l'Italia nel quadro, diciamo, del Mediterraneo, non solo, in fatto di produzione di specie officinali? Allora, noi in Europa siamo collocati, parlo di coltivazione. Di coltivazione. I più grandi sono ovviamente la Francia, la Polonia, l'Ungheria, però noi comunque siamo in un dignitoso quinto posto e siamo al pari della Germania, dell'Austria, di altri paesi, quindi sicuramente ci avvantaggiamo di una ottima reputazione dei nostri prodotti. Il nome Italia è molto ben È un spendibile. brand, insomma. Noi l'80% della produzione nazionale va all'estero, no? Mi piace sempre fare questa sottolineatura. L'origano che noi troviamo nei nostri supermercati, nella maggioranza dei casi, è turco. Ah, Ma noi produciamo origano appunto. e lo Infatti. esportiamo all'80-90%. Se voi andate in una pizzeria a New York o a Montreal, nelle classiche Little Italy che sono sparse Sì. a Nord America, quell'origano è siciliano. È siciliano. E invece nel panorama mondiale chi sono i produttori, diciamo, oltreoceano piuttosto che in Allora, paesi asiatici? ovviamente i primi al mondo sono Cina e India, per un fatto perché loro hanno comunque delle medicine tradizionali che sono basate sulle piante medicinali, cioè la medicina tradizionale cinese e l'Ayurveda sono medicine anche, diciamo così, del circuito ufficiale, se vogliamo dire, che sono basate sulle piante. Però loro non sono dei commercianti, sono soprattutto dei produttori utilizzatori e anche da qualche anno importatori. Noi esportiamo prodotto italiano in Cina. Ah, quindi vuol dire, cioè, Perché la nostra produzione è molto pulita e di qualità sempre molto, è molto elevata. riconosciuta la qualità, insomma. Poi un ruolo molto importante è nel Mediterraneo, perché il Mediterraneo è un po' la culla degli aromi mediterranei, quindi salvia, origano, timo e simili. Ovviamente le spezie, diciamo, del sud-est asiatico, però la nostra salvia, il nostro origano viene dal Mediterraneo, quindi abbiamo la Turchia, abbiamo l'Egitto, abbiamo l'Albania, abbiamo il Marocco. Anche qui noi ci difendiamo insieme alla Francia, ovviamente noi puntiamo molto su una qualità superiore, soprattutto dal punto di vista proprio della contaminazione. Il nostro prodotto è un prodotto sempre sicuro, perché ovviamente siamo in un sistema di sicurezza alimentare più elevato di questi paesi, quindi possiamo combattere una battaglia anche per un prezzo più equo per i nostri produttori. Se dovesse dare dell'ultima domanda un consiglio ad un produttore che si avvicina alla coltura, alla coltivazione di piante officinali, ovviamente considerando le caratteristiche del terreno, geomorfologiche, quale potrebbe essere una coltura che può dare soddisfazioni economiche ad un agricoltore, diciamo, del nord Italia? Allora, questa domanda è una domanda a quale io non rispondo perché allora, per noi un produttore che fa piante officinali in genere ne fa diverse, non ne fa mai una, Quindi più di una. ne fa più di una, perché la nostra forza è la diversificazione all'interno della specializzazione, cioè tu ti specializzi nel fare piante medicinali, ma rimani sempre biodiverso, perché questo ti garantisce anche delle fluttuazioni
è una forma di approccio quella alla pianta medicinale. Intanto devi capire se il tuo terreno va bene per la distillazione, quindi oli essenziali, oppure per fare una pianta essiccata, oppure per fare dei fiori o fare dei semi. Quindi devi intanto capire un po' queste macro categorie. Devi pensare in un medio periodo di fare degli investimenti che sono necessari, perché è un settore che richiede capitali investiti, perché il prodotto in campo non ha valore, cioè tu devi comunque aggiungere valore con la prima trasformazione, potenzialmente anche aggiungerlo con trasformazioni ulteriori. E poi c'è anche la questione della competenza, perché sono piante che richiedono una certa scienza, diciamo così, scienza e coscienza. Allora noi come associazione, per esempio, siamo sempre molto sul pezzo della formazione dei nuovi produttori. Facciamo una formazione, come dire, non confessionale, ecumenica ma non confessionale, cioè nel senso, vi diciamo, le cose sono così, mettetevi alla prova, iniziate con poco, investite il giusto e vedete se vi trovate nel settore. Noi, diciamo, ogni anno nascono nuove aziende sotto questa nostra egida, in cui ovviamente cerchiamo sempre imprenditori un pochino più all'avanguardia, possibilmente giovani, perché abbiamo bisogno di gioventù, Certo. e vediamo che i risultati comunque ci sono. Ogni anno crescono le aziende, si professionalizzano e seguono un pochino anche la difesa della nostra unicità, che è quella della produzione italiana. Bene, quindi se qualcuno vuole qualche informazione si rivolge. Noi siamo aperti a Siete qualsiasi. aperti. Benissimo. Bene, grazie ad Andrea Primavera, che è presidente della Federazione Italiana Piante Officinali, che ci ha fatto un quadro generale di quello che avviene non solo sul territorio nazionale, ma anche un po' nel mondo. Noi ci fermiamo ancora con qualche minuto, poi riprendiamo con la nostra diretta. C'è stato venire sia di vino e di quello che sta avvenendo nel mercato internazionale. Internazionale.
maggiori dove si è parlato Di nuovo in diretta qua da Macfrut e questa volta parliamo di marroni, parliamo del marrone di Castelderio e sono in compagnia del vicepresidente del Consorzio Castanicoltori di Castelderio, Monia Rontini. Buongiorno Monia. Buongiorno. Allora, parliamo di questo prodotto IGP che è l'unico marrone IGP da tanti anni ormai, quindi un prodotto qualificato che si trova solamente in una determinata zona. Con una forte vocazione castanicola, parliamo di quanti ettari di questo areale di, diciamo, castagneti secolari anche. Sì, sono 700 ettari, sono castagneti secolari, quindi sono proprio monumenti che respirano. È un piacere sempre fare delle passeggiate nei castagneti perché si trova sempre una biodiversità sempre che cambia nelle stagioni. Quindi al di là di offrire frutti, questi offrono anche l'opportunità a chi va a fare una passeggiata di godere di un panorama e soprattutto insomma di castagni secolari che sono sempre molto belli anche da vedere. Allora parliamo del vostro consorzio, un consorzio che è nato quando? È nato nel 1996, uno dei primi IGP, ed siamo qui ogni anno grazie proprio alla regione Emilia-Romagna che promuove le eccellenze dell'Emilia Romagna. Quindi siamo qua alla fiera della MacFruit per far sempre conoscere maggiormente la qualità del marrone di Castelderio IGP. Si sbuccia molto bene come marrone, è molto dolce ed oltre ad essere consumato fresco, nel nuovo disciplinare che abbiamo effettuato una modifica nel 2021,
c'è anche il lavorato, quindi si può trovare anche la farina di marrone, e i marroni secchi, le creme di marrone, le birre di marrone, tanti altri lavorati che si possono gustare 12 mesi all'anno. Quindi durante tutto l'anno. Sì. Per dare un po' l'idea della consistenza, diciamo, dei volumi che produce questo del Maroni GP, stiamo parlando di quanti quintali, quante tonnellate mediamente all'anno? Ovviamente Varia da anno ad molto da anno. anno a anno, quindi non riusciamo a dare un quantitativo preciso, perché purtroppo variano anche nelle condizioni di siccità. Se non c'è pioggia si riduce molto il quantitativo, se invece ci sono delle annate favorevoli come quelle di anno scorso abbiamo avuto una buona rendita a ettaro. Quindi c'è stato un buon raccolto. Sì, quest'anno. siamo stati molto... Ovviamente è prematuro parlare adesso della stagione prossima, perché Sì. insomma siamo veramente agli inizi, ma quali sono le condizioni favorevoli affinché si possa sviluppare e crescere una buona marrone in termini anche generali? E soprattutto che piovi nel momento anche estivo, qualche giorno, in modo tale di dare comunque l'acqua necessaria al frutto di maturare, che nel momento anche della fioritura invece non piovi maggiormente, quindi a fine giugno, che non ci siano delle grandi piogge che durino dei giorni, perché nel momento della fioritura è molto importante che l'impollinazione avvenga senza i Quindi c'è anche problemi. un ottimo miele di Sì, castagno, esatto, peraltro, sì. no? Cioè, più o meno quanti castanicoltori di quell'area ci sono che producono il marrone di Castel del Rio? E adesso non abbiamo proprio un numero preciso, però saremo anche oltre i 100 castanicoltori. Di varie anche dimensioni, Sì, insomma. esatto. E poi c'è tutta la parte che riguarda il trasformato, dicevamo Sì. che comunque c'è una filiera che la trasforma, marmellate. Il grosso consumo diciamo che si concentra sempre nel periodo di ottobre, Sì. grazie anche a sagre, a feste del territorio, e dove c'è un consumo importante, no, in quel Sì. periodo, dico bene? Sì, assolutamente. Il consumo del marrone fresco è sempre il principale, e poi invito proprio le persone a venirci a trovare a Castel del Rio nella seconda, terza, quarta domenica di ottobre, ed anche la prima domenica di novembre. Quindi non solo troverete il marrone fresco, ma troverete anche tante pietanze particolari, quindi vi consiglio di venirle direttamente a scoprirle. Qual è la serbevolezza la serbevolezza del marrone nel momento in cui è stato raccolto, e nel momento se uno se ne porta a casa 2 kg? Sì? Come lo può conservare e per quanto lo può mangiare affinché resti ancora un prodotto di buona qualità? Beh, io ho avuto delle foto molto piacevoli anche delle persone che se lo mangiavano a Ferragosto. Quindi l'hanno messo in Quindi freezer? sì, Ah, sì, potremmo dire la cosa migliore è proprio quella di prendere il prodotto e tagliarlo molto bene, metterlo in freezer in modo tale che anche dopo un anno uno lo può consumare senza problemi. Li tira fuori dal freezer, le mette nel forno per la cottura ed è già a posto. Se no, se uno le vuole cuocere nell'acqua, che da noi si dice le ballotte, ed si possono mettere in freezer senza tagliarle, e quando uno le tira fuori dal freezer cuocerle nell'acqua. Ed è che sono comunque un consumo che adesso non è molto praticato, per una volta veniva maggiormente utilizzato. c'è un perimetro particolare entro cui il marrone IGP Sì. cresce. C'è la possibilità di allargare questo reale in termini disciplinari, oppure è una cosa molto No, è rigida? molto rigida, perché abbiamo una storia che parte millenaria, quindi proprio del territorio di Castel del Rio, Fontanellice, Borgo Tossignano e parte di Casalfiumanese. Bene, abbiamo visto quante cose, insomma, in quella reale quante cose ci sono, ma soprattutto c'è un marrone molto importante e una foresta, la chiamo io Sì. così, di castagni. Grazie a Monia Rontini, che è vicepresidente del Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio. Noi ci fermiamo ancora un po' e ci ritroviamo tra un po' sempre in diretta.
43esima edizione è stato anche quest'anno molto visibile. 3 giorni dove si è parlato di ortofrutta, Macfrut di Rimini, la 43esima edizione è stata anche quest'anno molto visitata, molti partecipanti, molti espositori provenienti anche da tutte le parti del mondo. Parleremo di questo, ci occuperemo anche di vino, ancora una coda di quello che c'è stato Vinitaly, quindi parleremo sia di frutta ma anche di vino e di quello che sta avvenendo nel mercato internazionale. Che oggi i risultati dell'ortofrutta sono risultati straordinari, è il comparto leader nel nostro segmento economico, sia per export sia ordinari, è il comparto leader nel nostro rispetto alla fase agrivoltaico, condizione noi italiani di essere che numerose arrivano qui, che sia corretto. Miliardi, insomma qualcosa che vale circa 60. Di consolidare un modello di sviluppo che sia corretto. Agricola. Allora, Presidente, di natura diversa, assicurazioni che sono molto care. Ai numeri che citavi tu aggiungo anche oltre 1 milione di ettari coltivati e circa 150.000 aziende agricole che si dedicano ai prodotti ortofrutticoli. In alcuni degli eventi, dall'altro lato, però, possibile attività economica. Temi assicurativi aziendano un testo molto verso i paesi di guerra, in più utilizzati anche molto per la produzione di ortofrutta. Quindi ci sono diverse che è un momento veramente molto particolare e molto difficile. Quanto è importante la ricerca nel settore ortofrutticolo? Ne parliamo con un esperto. È importante la ricerca nel settore ortofrutticolo? Ne parliamo con un esperto, con Gianluca Baruzzi, che è del CREA di Forlì. Allora, ovviamente si parla di ortofruttionali, ma in particolare Emilia-Romagna. Noi a Forlì sottolineare indicando negli obiettivi che vengono di fondo finale del possono esprimono un giudizio. Ricerca sul campo, quindi lo vedono direttamente. Esattamente. Parliamo di castagne, sempre qui in diretta da Macfrut, e ne parliamo con un esperto, Renzo Panzacchi, che è il portavoce dell'Associazione dei Castanicoltori dell'Emilia-Romagna. Allora, buongiorno Renzo, il patrimonio castanicolo dell'Emilia-Romagna, per poi insomma vedere un po' cosa succede anche un po' nelle Aprici. La castanicoltura italiana sta attraversando un periodo di grande trasformazione perché dalla vespa cinese E lo stiamo già provando il gasolo. Escono verso la sede del CREA un prodotto di grande eccellenza che viene pagato le nostre aziende agricole in questo mercato con dei valori sui redditi delle aziende agricole, a quantità, a valore. Noi abbiamo parlato fino adesso che dà lavoro e occupazione. No, allora noi produciamo piante di agrumi, ulivo, fruttiferi e qualcosina di ornamentale. Sano. Proprio delle analisi, poi è anche vero che magari quando facciamo esportazioni verso noi in vivai, che diciamo è un fiore all'occhiello per quanto riguarda la certificazione italiana. Anche con annate caratterizzate da eventi quindi noi chiaro che sempre più dovremo ricercare valore ma con quantitativi inferiori, quindi c'è la necessità. È successo con i nostri grandi e piccoli care nelle enoteche, nei ristoranti.
rincaro dei carburanti e di conseguenza anche dei fertilizzanti. Cosa si può fare? Siete parlato anche qua a Macfrut attraverso rincaro dei carburanti e di conseguenza anche dei fertilizzanti. Cosa si può fare? Siete parlato anche qua a Macfrut attraverso anche un convegno, un incontro dove il CREA ha dato qualche risposta, qualche soluzione che possono adottare gli agricoltori. Ne parliamo con Federica De Maria, ricercatrice appunto del CREA. Allora, la situazione è questa, sappiamo tutti, insomma, costi energetici sono andati alle stelle. Cosa si può fare quando mitigare o calmierare questi rischi? Molta precauzione dell'utilizzo delle tecnologie di evoluzione assistita, che è come sostanzialmente il genome editing, che sono degli strumenti idonei atti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma sono strumenti anche idonei atti a contrastare l'eventuale riduzione di fertilizzanti e input chimici che sono spesso utilizzati in agricoltura appunto per contrastare le malattie o la presenza di insetti provenienti e di specie provenienti da altri stati dovuti, ahimè, all'effetto globalizzazione. E questo è un cambiamento sostanzialmente importante, è una innovazione importante, perché aiuterebbe da un lato a mitigare il problema del cambiamento climatico in atto, allo stesso tempo consentirebbe agli agricoltori di mantenere o comunque di avere una resa, possiamo dire, stabile, che questo consentirebbe agli agricoltori stessi di avere un reddito adeguato. Ecco, quando si va a intaccare queste nuove tecniche che riguardano anche la genetica, c'è una forma di prevenzione da parte anche del consumatore, ma se vogliamo, tranquillizzare il consumatore, cosa si può dire a favore di queste tecniche? Allora, si possono dire tante cose. Le nuove tecniche di evoluzione assistita sono differenti rispetto alle vecchie OGM, perché sostanzialmente modificano il DNA, ma non lo modificano in maniera radicale come veniva fatto in passato, perché in passato venivano inserite nelle piante specie derivanti da altre specie. In questo caso, con le tecniche di evoluzione assistita, quello che succede è che si modifica con lo stesso DNA della pianta. Io non sono una biologa, quindi sto cercando di spiegare quello che succede, e quindi la rassicurazione è che non vengono sostanzialmente inserite altre specie nel DNA della pianta. Questo consente al consumatore di essere sereno, perché sono comunque testati in laboratorio, e ci sono attualmente dei campi sperimentali, come per esempio nel campo della viticoltura. Abbiamo come CREA delle sperimentazioni in campo, ci sono le nuove piantine editate. Il problema è attualmente che l'Unione Europea non consente sostanzialmente la commercializzazione, ma solo la sperimentazione in campo per i prodotti agroalimentari. Riguardo lo scetticismo da parte del consumatore, nonostante ci sia stata una sorta di divulgazione dalle università, ma da parte di tutti i centri che si occupano di ricerca scientifica, lo scetticismo permane. Probabilmente quello che si dovrà fare, che viene da un'uva editata rispetto ad un vino che viene da un'uva prodotta con i mezzi convenzionali, dalla cultura tradizionale, dall'agricoltura convenzionale. Questo perché pensano che ci sia una sorta di perdita di tradizione, una perdita di valore. Poi attorno al vino, c'è
Qui c'è l'aspetto culturale e sociale che Esatto, è molto determinante in questo caso. esatto, che è molto determinante, cosa per esempio che non accade nel caso del pomodoro o del grano, in cui abbiamo rilevato che i consumatori invece sono ben predisposti. Viene meno percepito questo Sì, esatto, dettaglio. viene meno percepito. Ho capito, quindi insomma ci sono due combinazioni, quella che parte dalla ricerca e quella che parte anche di un'informazione corretta verso il Esatto. consumatore, che molte volte ha questa forma di prevenzione verso la novità. D'altra parte comunque Sì. le innovazioni o comunque le novità suscitano sempre un po' di sospetto, insomma, nel consumatore. Bene, allora io ringrazio la dottoressa chiedo scusa, Federica De Maria per il suo intervento, che insomma ha dato qualche informazione in più rispetto a quello che sta avvenendo nel mondo della ricerca. Noi ci fermiamo qualche minuto sempre. Ritorniamo in diretta sempre qua da Macfurt, siamo quasi alle battute finali della nostra diretta e sono in compagnia di Giuseppe Corti, che è un pedologo, studia il suolo dell'Università delle Marche. Allora, il suolo è un elemento prezioso, non solo perché lo calpestiamo, perché costruiamo, ma soprattutto è un elemento che consente agli agricoltori di coltivare. Quindi un suolo che è in ottima salute consente anche delle produzioni di qualità. Ma se non è così, cosa succede, professore? Se non è così, ci possono essere dei problemi. Il suolo è una bestiaccia, perché qualche volta, anche se lo tratti male, in qualche maniera risponde positivamente e altre volte si arrabbia. E c'era anche un famoso problema che affliggeva il grano, si chiamava arrabbiaticcio, quando no? Era vero, cioè si arrabbia. Non si arrabbia il suolo, si arrabbiano i microrganismi che vivono in quel suolo quando fai grano su grano su grano su grano, dai diserbo, e i microrganismi alla fine si stancano e dicono ok, basta, me ne hai fatte troppe, non resisto più. E allora a quel momento il suolo si arrabbia, si ribella a questo e il grano non produce. È una mezza battuta, però alla fine è la realtà, perché alla fine quello che succede nel suolo è che sono tanti i comparti che si possono arrabbiare. C'è il comparto dei microrganismi, quelli bisogna farseli amici. Non c'è modo di poter fare agricoltura se non coltiviamo i microrganismi del suolo. E bada bene, Claudio, non si può farsi amici i microrganismi del suolo pensando che una volta all'anno distribuisco un barattolo di queste robe che trovo in vendita da persone più o meno serie, un barattolo per ettaro, e io rimetto i microrganismi. Non è là. sufficiente. No, No. cioè è una... Ci vogliono anni per ripristinare una flora, diciamo,
importante. Come diceva un mio vecchio amico farmacista, queste pomate fanno bene a noi. Quando te le vendo, queste pomate fanno bene a me. Ecco, perché a me non prende... E qui siamo un po' in questo campo qua. Cioè, i microrganismi del suolo ancora non sappiamo quanti sono. Ne abbiamo... Oggi siamo in grado di estrarre il DNA del suolo, sequenziarlo e abbiamo dei listati di migliaia e migliaia di specie, il 99% delle quali non sappiamo nemmeno che cosa facciano. Però qualcosa fanno, anche perché se te ci torni dopo 20 anni e lo rifai, ci sono ancora, quindi non passavano da lì. Ci sono, ci stanno, operano, lavorano, non sappiamo che cosa fanno, non sappiamo quale, come posso dire, testimone, perché i microrganismi fanno questi, è come la corsa con il testimone, cioè quella che io passo il testimone al corridore dopo, loro fanno così, io faccio un lavoro che va da qui a qui e preparo il campo a quelli dopo che lo faranno da qui a qua, da qui, e funziona così il suolo. Se interrompi questa catena, il sistema va in collasso. C'è un solo sistema per poter farsi amici i microrganismi, che è quello di restituire sostanza organica. Però anche su questo c'è spesso molta faciloneria, non so come dire. Cioè il letame è sufficiente per Non è sufficiente. Non è sufficiente. Certo, noi avevamo e davamo letame fino a tutti gli anni 60, 70 e ha fatto benissimo. E quindi è invalso l'uso che se do letame recupero il problema. Certo, va bene, ma quando lo davamo negli anni 60-70, fino a quando l'abbiamo dato, ma erano migliaia d'anni che lo davamo. Interrompere per 50-60 anni e ricominciare. Prova tu alla moglie a non baciarla, a non considerarla per 6 mesi e dopo 6 mesi dire ma dai scherzavo, non lo prenderà così. Certo. E il suolo fa lo stesso, per 60 anni lo tratti male, poi dici vabbè gli do 2 camionate di letame e si riprende. Occorre tempo allora, occorre tanto tempo. Ci vogliono decine. Ecco, se continuiamo a dare letame per 50, 80, 100 anni, verosimilmente torniamo a un livello dignitoso. Ce lo possiamo permettere? Aspettiamo tutto questo tempo? Lo stesso vale per i sovesci. Facciamo il sovescio per dare sostanza organica al suolo. Non è vero. Facciamo un sovescio, torniamo l'anno dopo, c'è meno sostanza sostanza organica di quanto ce ne fosse prima di fare il sovescio. Ci dobbiamo porre questo problema. Lo dobbiamo capire. Facciamo il sovescio, diamo l'azoto alla coltura che viene dopo. Va benissimo. Riattiviamo un po' quei microrganismi che mangiano le cose fresche, va bene, ma non abbiamo ripristinato la flora naturale di È un po' più complesso il meccanismo. È molto più complesso. Ecco, uno suolo in buono stato di salute, che percentuale di sostanza organica deve avere? Noi fino agli anni 50 siamo stati in grado, avevamo fra il 2 e il 3% di sostanza organica. Lo so anch'io che è poco. E uno dice, vabbè, scusa, mi faccio degli esempi così. Una persona come me, io posso ingerire dell'arsenico. Se ne ingerisco 1 o 2 milligrammi non mi succede niente. Se ne ingerisco 100 muoio all'istante. Allora c'è un limite e nel suolo succede esattamente la stessa cosa. L'1% è troppo poco, mette in crisi non soltanto i microrganismi, ma anche la struttura del suolo, la capacità che ha il suolo di aggregarsi nelle particelle e quindi farsi penetrare dall'acqua e poi drenare l'acqua in eccesso. Il 2-2,5% il suolo, con il 2-2,5% il suolo lavora tranquillo, i microrganismi sono in pace con se stessi, non sono arrabbiati con l'agricoltore, la struttura si forma, l'acqua penetra, quindi c'è un limite e questo limite è esattamente fra l'1,5 e il 2. Sopra il 2 i suoli ti ringraziano, quando sei all'1 i suoli te la fanno pagare. È quello che vediamo ormai troppo frequentemente succede in Italia. I 3/4 dei suoli italiani sono considerati da moderatamente a molto degradati, soprattutto per carenza di sostanza organica. Questo contribuisce, insomma, questa struttura che non viene tenuta, diciamo, insieme dalla sostanza organica, contribuisce al dilavamento e anche al dissesto, diciamo, di determinati territori? Assolutamente sì. È il problema dei problemi questo qua. Qualche anno addietro, parlando con dei parlamentari, non faccio nomi né di schieramenti, io dissi una cosa che non piacque.
a quel parlamentare di turno, dissi: vengono stanziati in quegli anni là 300 milioni per la salvaguardia del suolo. Qualcuno ha visto dei risultati? Datene 30, non 300, 30 a noi che il suolo conosciamo e noi salviamo vite umane e soldi che non sarà necessario usare per riparare i disastri che si formano da cosa? Quando abbiamo delle alluvioni. Perché ci sono le alluvioni? Perché arriva l'acqua troppo alla svelta, troppo velocemente verso valle. Perché arriva l'acqua troppo alla svelta? Tutti danno colpa al cambio climatico. Nel 2024 la comunità degli scienziati del suolo mondiale si è riunita a Firenze in un congresso della International Union of Soil Science. A gran voce è stato gridato dalla comunità che più del cambio climatico è la gestione del suolo che determina quello che chiamiamo la velocità di corrivazione, vale a dire quanto l'acqua corre lungo un versante per arrivare a valle. Se il suolo è gestito male, l'acqua va giù troppo velocemente. I nostri letti di fiume sono così da 7000 anni. Quello che vediamo ora non è il frutto degli ultimi 100 secoli. I fiumi sono così, o meglio, non i fiumi, i letti dei fiumi. Il letto del fiume. Poi magari il fiume ormai è piccoloso, ma il suo letto si è costruito 7000 anni fa, quando pioveva molto, e si è costruito questi letti così. Sono rimasti tali quando noi non li abbiamo deturpati, ingabbiati, tombati. Mai è successo nella storia del nostro territorio degli ultimi 20.000 anni che i suoli fossero così degradati da fare in modo che l'acqua corresse da monte, dalla cima del versante, così rapidamente verso valle, con grande velocità. Così che quei letti, costruiti 7.000 anni fa, non siano sufficienti a contenere tutta l'acqua che arriva. E quindi abbiamo le alluvioni. L'ultimo signore che è morto, no? Poche settimane fa, con la macchina. È così che abbiamo morte e distruzione. Ci vorrebbe poco. Arriverà sempre. Dico questo pur sapendo che noi pedologi non siamo il Dio in terra. Sbagliamo, sbaglieremo. I nostri calcoli a volte non si rivelano in grado di riparare o di prevedere i danni. È ovvio tutto questo. Andiamo avanti con la scienza, in coscienza, certo, studiando, eccetera. Però sappiamo molte cose che vediamo non applicare più da 30 anni o 40, che è da quando è aumentata l'intensità degli eventi disastrosi in termini appunto di frane e alluvioni, e sulle quali il cambio climatico ha ben poca responsabilità. Mi viene da chiedere, c'è questa, diciamo, impropriamente, velocità dell'acqua che da monte scorre a valle, rischia poi anche, se non c'è la struttura, oltre che non penetrare, di lavare la parte superficiale. Lo dico così da semiprofano, ma è corretto questo? Hai detto in maniera più che corretta. È doppio danno. Anzi, ti dirò che il danno è triplo, perché perdiamo fertilità dei suoli, siamo costretti a concimare di più per avere lo stesso quantità di prodotto. Anche la qualità alla fine ne risente. Abbiamo disastri, ma se pensiamo alle cose più solubili, quali i nitrati, e quindi questi rimangono nell'acqua, non è terra che poi alla fine prima o poi si sedimenta da qualche parte. La parte superiore va a finire in mare. Concimiamo il mare. Quando i sindaci dei comuni costieri sono costretti a impedire la balneazione per 3 giorni, 5 giorni, una settimana, perché c'è l'alga tossica, l'alga elettrica, tutte queste faccende qua, quello è un danno economico che si somma ai danni economici degli agricoltori lungo i versanti. Che di fatto buttano via, fra virgolette, concime che va a alimentare le alghe. Adesso faccio un ragionamento. Ma per di più pensiamo sempre all'azoto, ai nitrati. Ma il problema dei problemi poi sono i fosfati. Da Liebig, un ecologo famoso dell'Ottocento, che disse che l'elemento limitante alla fine non è l'azoto, è il fosforo, e aveva ragione. Tutti gli agricoltori sanno che mentre le piante reagiscono abbastanza rapidamente e per un po' di tempo alle concimazioni azotate, quelle fosfatiche
2 o 3 giorni e poi il sistema Certo. comincia a arrestarsi. Quando trovavamo grandi quantitativi di fosfati nelle acque interne e poi nel mare, negli anni 80 e 90 si dava colpa alle massaie. Mi scuso, ma si diceva così a quell'epoca là. Non voglio... Cioè si diceva, ma perché nei detersivi I per i piatti detersivi, c'è il certo. fosfato, nei detersivi lavativi c'è il fosfato, queste lavano troppo e quindi tutto va a finire in mare. Poi sono stati levati i fosfati dai detersivi e il problema è aumentato. Quindi vuol dire che non era Allora non era quello. colpa delle massaie, è colpa purtroppo del fatto che noi pensiamo che a livello locale, sì, certo, il fosforo si insolubilizza nel suolo, ma rimane una minima parte solubile. Alle piante quella parte che rimane non fa quasi effetto, ma su un ettaro è qualche centinaio di grammi di fosforo che va via. E cosa sono 200 o 300 grammi per Però un ettaro di... moltiplicato per tanti ettari moltiplicato per tanti ettari, diventa per un volume importante. diventano una quantità di fosfati che arrivano in mare e insieme ai nitrati, che ci arrivano anche molto più facilmente perché sono molto più solubili, concimiamo il mare. Questo è un problema gigantesco. Allora, agli agricoltori, non ho mai detto una parola contro gli agricoltori, mai, non l'ho mai detta, li difendo a spada tratta. Qualche responsabilità ce l'hanno, però fermi, non è colpa degli agricoltori, è colpa di un sistema. Quando tu guadagni, lasciamo stare i sussidi, quando tu da un ettaro di grano guadagni quanto guadagna tuo figlio andare 2 volte all'anno a portare la pizza dall'amico pizzaiolo, dov'è la dignità del lavoro? Dov'è la capacità che io ho di sentirmi ancora un essere umano che manda avanti la famiglia con lo sforzo, con il frutto del mio lavoro? Il sistema ti dice non dare 90 kg, danne 140, ma ne do anche 180, se questo mi consente di trovare di trovare un equilibrio che mi possa Certo. consentire di avere più soldi. Altrimenti, perché devo stare qua? Cioè io devo stare qua, sorbirmi tutto quello che sappiamo sorbirci gli agricoltori e arrivare alla fine dell'anno e vivere perché mi danno sussidi? Io sono favorevole ai sussidi, ma anche perché senza sussidi si smette tutti. Ma c'è una dignità del lavoro dell'agricoltore. Certo. Che non la fondamentale. possiamo ignorare questa roba qua. Se tradiamo anche questa cosa qua, tanti dicono che coltiviamo i sussidi e non coltiviamo le cose. Ma questa cosa finirà, io sono anche convinto di questo, perché abbiamo i rapporti con i mercati esteri, perché la globalizzazione, perché tante cose, se non finiranno i sussidi verranno ridotti di gran lunga, le crisi. E quindi Io dopo l'agricoltore tremo. dovrà fare con le proprie gambe, insomma, e quindi trovare quella dignità di cui tu parlavi, insomma. La dignità del lavoro che io credo debba stare al primo posto. Gli agricoltori li conosco bene, sono disposti anche a guadagnare meno, però a vedersi riconoscere il fatto che stanno facendo qualcosa che dà da mangiare a tutte le persone che sono qua Questo è dentro, 3 volte al giorno. Almeno. 3 volte al giorno almeno, io dovrei anche 2, ma anche meno. Però questo glielo dobbiamo riconoscere, non sono lì soltanto per distruggere il mondo, avvelenare, inquinare, sciupare, ma dai, dobbiamo far finita con questa retorica sbagliata, è sbagliata a livello delle persone che lavorano, è sbagliata a livello di paese, è sbagliata a livello economico, è sbagliata, è un'ideologia che dobbiamo soppiantare con i fatti, perché se con l'ideologia combattiamo l'ideologia con un'altra ideologia è sbagliata. Con i fatti dobbiamo sbagliare. Abbiamo un sistema alimentare italiano che è invidiato in tutto il mondo. Vogliono andare questi a mangiare in Inghilterra, quelli che dicono che gli agricoltori italiani inquinano, vadano a mangiare in Inghilterra, si godranno del sistema enogastronomico inglese. Vedo che gli inglesi vengono a mangiare da noi molto volentieri. Infatti. Allora, questo io credo dobbiamo fare, dimostrare con i fatti che i nostri agricoltori fanno un'agricoltura che è al pari con le conoscenze. Dobbiamo dimostrare che il nostro sistema alimentare è eccezionale e non ci vuole molto a farlo. Dobbiamo dare dei finanziamenti, non i sussidi a babbo morto. Dobbiamo dare dei finanziamenti che consentano di recuperare il suolo. E d'altronde noi, la società, li ha indotti a fare
ad avere una gestione del suolo che non era compatibile con quel suolo. Noi, la società, dobbiamo farci carico di fare in modo che gli agricoltori possano recuperare quei suoli, che non è un vantaggio aziendale, è un vantaggio nostro. È generalizzato, è generalizzato. Ho parlato troppo. No, no, senti, c'è un'altra cosa che volevo affrontare ed era intanto la cementificazione. Cementificazione che è uno dei problemi poi che fa in modo che l'acqua scorra velocemente, che non penetri il terreno, e dall'altra parte c'è anche la desertificazione, c'è questo uso a volte smodato del terreno, usato come substrato e non come materia viva, no, che consente la produzione, una desertificazione che sta aumentando non solo in molte parti del mondo, probabilmente anche in Italia, anche nello stivale. E come? Qual è la percezione? Sono due temi enormi, suoli, consumo di suolo, quindi della città, no? Quello dicevi, è un problema enorme. Quando io ero studente, e poi ha detto quello della certificazione. Provo a dire qualche parola di entrambi i temi. Quando io ero all'università si diceva: se arriveremo ad avere un suolo, il 7% del territorio nazionale sigillato, sarà una catastrofe, il punto di non ritorno siamo al 7,2. Quindi ci siamo già. Abbiamo superato. Superato anche. La faccenda sta ancora in piedi, ma è certo che non possiamo continuare così. Non è colpa degli italiani. Io ho numeri, ho grafici di questo che ci dimostrano come l'aumento del consumo di suolo vada di pari passo in tutti i paesi europei e anche extraeuropei con la demografia e con lo sviluppo economico. Insomma, se cresci demograficamente, se cresci economicamente, inevitabilmente aumenta il consumo di suolo perché ha bisogno. E questo succede in Danimarca, in Francia, in Olanda, in Islanda, in Norvegia, in Svezia. Quindi, no, vorrei sfatare anche qualcosa perché mi spiace quando sento dire delle cose. Noi siamo quelli che consumano di più di suolo perché abbiamo la mafia, la criminalità organizzata che investe su questo. È vero, cioè, non mancherebbe altro. È un dato di fatto. È un dato di fatto. E sappiamo che la mafia non è più soltanto in Sicilia, ma sta tranquillamente. La mafia, l''ndrangheta, tutte le voglio dire. Il malaffare in Il generale. malaffare vanno nelle società, nelle zone, nelle regioni dove c'è un certo agio economico. Tra i poveri questi non stanno e quindi si muovono dove c'è più sviluppo. Dove c'è ricchezza. Se questo è vero anche in Svezia, in Norvegia, in Islanda, in Germania, in Danimarca, in Belgio, in Francia, in Portogallo, in Spagna, è vero in tutti i paesi europei e anche extraeuropei. Quindi non sono io che voglio difendere la mafia, per quanto mi riguarda potremmo avere anche soluzioni più, diciamo, muscolari riguardo a questo tipo di organizzazioni, ma se sono queste che determinano il consumo di suolo, succede in tutto il mondo, perché siamo al passo con tutti gli altri paesi che abbiano una demografia in termini di quantità di abitanti per chilometro quadrato. In Islanda, tutta l'Islanda sono 350.000 persone, è chiaro che il consumo di suolo è meno, ma per chilometro quadrato è esattamente come la noi. proporzione è identica. È identica. Lo sviluppo economico, anche quello detta regola riguardo al consumo di suolo, quindi è troppo il consumo di suolo, lo sottoscrivo subito, dobbiamo fare qualcosa, ma non siamo i peggiori del mondo perché siamo inclini alle richieste mafiose. E poi chi è incline? Sono inclini le banche italiane, lo sono anche quelle tedesche, svedesi, norvegesi, eccetera. Che sia troppo, siamo d'accordo, ma basterebbero poche cose. Tempo addietro, fra amici, pensavamo a un disegno di legge che chiedesse ai sindaci dei nostri comuni, una volta ogni 5 anni, potresti fare un elenco dell'1% delle case da abbattere perché non si sa più nemmeno di chi sono, perché sono lì da 100 anni diroccate. Però sono lì. Sono lì, fanno parte dell'urbano. Le abbattiamo, c'è da costruire qualcosa di nuovo, la facciamo lì. Superficie. Siamo in zona agricola, in una frazione di un comune, ci si mettono pomodori. Certo. Quindi recuperare ciò che non è più utilizzato invece di andare a costruire su terreno che invece può produrre ricchezza con delle colture agricole, no?
tra cui la frutta, La frutta, di quello da di cui quello stiamo che si può- parlando da 3 giorni. Ci sono dei progetti che ci dicono che posso levare il cemento e l'asfalto, fare dei sistemi di arricchimento dei suoli che stanno lì sotto, e i suoli sono perfettamente coltivabili, non c'è un indice della qualità del suolo che sia negativo. Perché no? Certo, costa, Certo, però si può recuperare. ma si può recuperare e soprattutto in qualche maniera rallento il deflusso dell'acqua verso valle. Quella spesa che faccio nel levare l'asfalto, il cemento e rimettere pomodori, melanzane o un giardino per bambini per andare a giocare, fa penetrare l'acqua, arricchisce la falda e impedisce che l'acqua vada troppo in giù. Non è una spesa, è un investimento, È un a investimento. livello generale. La desertificazione, Claudio, è un problema grosso anche questo qua. Non è colpa del clima, o perlomeno non è tutta colpa del clima, è colpa della cattiva gestione del suolo. 3/4 dei suoli da moderatamente a molto degradati in Italia sono una cifra, anche questa non ce la possiamo permettere, dobbiamo inevitabilmente andare. Desertificazione, il termine a volte induce a ritenere che diventerà deserto, non è così. Desertificazione significa che l'agricoltore non ha la piena disponibilità di scelta dei sistemi agricoli da poter adottare in quel terreno. Cioè il terreno è così degradato, Si è depauperato col tempo. che io, se ci volessi fare le arance, parlo delle regioni del sud, oppure una coltivazione di cachi, non ce la posso fare. Ma non perché non c'è il mercato, no, perché quel suolo non è in grado di sostenerlo. Questo è e quindi cosa ci faccio? Il grano. Alla fine il grano non è una scelta, alla fine È il grano un'imposizione è un'imposizione. Dai, è talmente... Che peggiora la situazione col e tempo. non potrà che peggiorare la situazione. Quindi si interrompe il processo di desertificazione se noi siamo in grado di tornare indietro nella salute del suolo, cioè riportare, migliorare la salute del suolo. E i sistemi non sono enormi come andare sulla Luna. Noi dobbiamo restituire una sostanza organica di difficile digestione da parte dei microrganismi. Il letame, il sovescio, è come se tu drogassi il suolo, come se gli dessi la cocaina a questi si attivano, diventano, si eccitano e alla fine mangiano anche più di quanto avrebbero mangiato se tu non li avessi disturbati. Quindi Dobbiamo dare una sostanza organica di difficile degradazione. Materiali, diciamo che ci sia una certa quantità di materiali lignei, dove ci sia lignina. Il compost, ad esempio, anche, sì. potrebbe essere veramente il principale, oso dire, magari qualcuno non sarà d'accordo, però dico io, la principale cura per i nostri suoli. E abbiamo oggi un sistema di compostazione, di compostaggio, che recupera anche materiali organici che vengono dalle case, dalle famiglie, che è il migliore che abbiamo nel mondo. Non sono nazionalista, non sono un suprematista italiano, mi baso su quello che dice la letteratura internazionale. Abbiamo un sistema di compostazione con la raccolta porta a porta, con tutto il sistema che abbiamo attuato, che recupera oltre il 90% della materia organica che gli italiani separano, diciamo così, in casa, e produciamo dell'ottimo compost a costi irrisori rispetto a quelli di altri paesi. Da un lato non buttiamo, recuperiamo e cerchiamo di metterlo a valore in questo modo. Beh, chiudiamo con questo messaggio e chiudiamo il cerchio. E chiudiamo il cerchio. Dall'agricoltura avviene il cibo viene utilizzato nelle case, nei ristoranti, dove vogliamo che gli italiani mangiano, e ritorna alla terra. E torna alla terra. Questo è quello che dobbiamo fare. Bene, grazie Giuseppe Coti, abbiamo fatto questa lunga chiacchierata sul suolo che sembrerà il suolo è vita, l'abbiamo detto, deve mantenere la vita per continuare a produrre le nostre derrate e di qualità. Bene, noi chiudiamo questa 3 giorni di diretta qua da Macfrut, la 43esima edizione. Abbiamo visto tanti attori del settore che sono transitati qua da noi, ci hanno raccontato tante cose, per ultimo anche il professor Corti che ci ha fatto conoscere diverse cose sul suolo. Non ci fermiamo qua e chissà, magari ci troviamo il prossimo anno qua sempre in diretta. Arrivederci a tutti.